Buongiorno a tutti, eccoci qua, siamo tornati alla nuova puntata Arte, Cultura e oggi abbiamo con noi Luca Tonon. Buongiorno a tutti. Luca è un mio amico artista, anzi illustratore, come lui si fa chiamare. Fa delle cose molto particolari, di nicchia. La sua arte è una passione da tempo, vero Luca? Sì, ormai sono almeno vabbè, quasi 10 anni, cioè io ho 27 anni e niente, diciamo che ho questa passione per l'illustrazione e l'ho voluta unire alla passione per i motori, ecco. Quindi io generalmente faccio illustrazioni di auto, moto, tutto quello che insomma ha un motore e delle ruote, ecco. Anche perché tu sei un appassionato e corri anche tu. Sì, esatto, io ho una moto, vabbè, mi piace viaggiare in giro anche per l'Europa e così, insomma, ecco. Lui ha portato, sì, diciamo, delle opere anche sue, sono state commissionate anche da personaggi Sì. importanti. Diciamo che anche grazie, insomma, al mondo dei social ho avuto modo di fare dei lavori e di conoscere proprio personalmente vari piloti nei campionati, sia mondiali che europeo o l'italiano e così, insomma, ecco. Beh, sono belle soddisfazioni. Sì, E sì. adesso noi faremo vedere anche un po' delle tue opere che adesso girano qui. Bene, Luca lo faremo conoscere anche a degli ospiti particolari che saranno in collegamento. Non andate via, torniamo subito, eh. Eccoci qua tornati, adesso io mi collegherei con i nostri ospiti in collegamento. Oggi con noi abbiamo Giorgio Grasso e Fabio Lamborghini e poi ci raggiungerà un altro ospite, sicuramente, se ce la fa. Buongiorno a tutti, intanto a quelli che sono in linea con noi, è un piacere essere di nuovo nella vostra trasmissione di Veneto Globe. È un piacere nostro, come sempre averti qua. Poi oggi ho portato qua un ragazzo, un bravo illustratore che diciamo lui disegna nel campo dei motori, quindi moto e anche auto. E quindi era bello fartelo anche conoscere perché tu, amante dei motori, poi tu sei là anche vicino, tu vivi lì, quindi Io, ci sei io proprio vivo dentro. nella Motor Valley, certo, nella Motor Valley, e poi mi fa piacere che questi giovani si avvicinino al mondo, le passioni, 4 ruote, 2 ruote, largo ai giovani, insomma, dai. Poi diciamo abbiniamo un po' anche l'arte a questa passione che oggigiorno anche lì col discorso da 1 anno e mezzo che siamo tutti fermi col coronavirus, adesso si sta aprendo qualcosa, però ci stanno sempre mettendo delle restrizioni, si spera che anche nel campo dell'arte si possa avere qualche sbocco in più, anche proprio per i ragazzi giovani, e poi le mostre e tutto quanto, che possa essere più libero e anche gli artisti riescano anche a farsi sentire di più, no? Ad avere anche più considerazione, diciamo. Bravissimo, vai, di pure quello che devi dire, bravo. Perché sono poco considerati ultimamente gli artisti, invece dovrebbero avere molta più importanza, secondo me. Soprattutto in uno stato come quello nostro dove si vive, diciamo, principalmente di arte, che sia quella classica o anche, insomma, quella moderna, è il nostro territorio, ecco. E un po' di considerazione in più a volte spingerebbe molto di più i ragazzi anche ad avvicinarsi a questo mondo, secondo me. Sì, forse è anche
non pubblicizzata, dovrebbe esserci più una campagna, più una sensibilizzazione all'arte, al territorio, a valorizzarlo, a dargli l'importanza che merita, perché secondo me è molto sottovalutato questo. Poi è Infatti giusto che gli artisti vengano valorizzati, perché l'arte visiva è fondamentale per l'esistenza umana, nessuno potrebbe vivere senza l'arte, quindi gli artisti vanno assolutamente valorizzati e sostenuti. Ha ragione il nostro giovane artista presente. Eh sì, infatti ho voluto portare anche per dare un po' di rilevanza, perché manca secondo me, ed è giusto anche dare importanza a certi, anche ragazzi giovani comunque che hanno talento, che fanno fatica ad esprimersi, perché comunque magari è un ambiente un po' particolare, quando uno è bravo lo vedi, quando qualcuno ha quel talento, qualcosa, è giusto che venga premiato, è giusto che venga anche messo in luce secondo me, dargli l'opportunità. Intanto invito tutti i tuoi sostenitori, coloro che ti seguono e tutti i telespettatori a venire a visitare la Divina Commedia con 333 artisti, quindi è interessante anche dal punto di vista culturale. E ne approfitto per salutare Fabio Lamborghini, che oltre che essere Lamborghini è anche un grande appassionato e cultore di arte. Quindi complimenti a questo importantissimo industriale con un cognome che ha reso l'Italia famosa nel mondo. E che devo dire una cosa, vedete, quando uno compra un'auto, la compra anche perché è esteticamente bella, perché piace. Quindi la Lamborghini, oltre ad essere una macchina potente che tutti conosciamo, è esteticamente bella. Quindi il buon gusto artistico, estetico dei Lamborghini si vede anche nel loro prodotto, che è fondamentale. Io ho presieduto alcune mostre, alcuni eventi di auto antiche, dove ho spiegato che il critico d'arte è giusto che presieda queste mostre, perché la principale ragione per cui chiunque compra una macchina è se gli piace la macchina, se esteticamente gli piace, poi guarda il motore, guarda la potenza. Se la Lamborghini fosse stata brutta non l'avrebbe comprata nessuno perché è brutta, invece è anche una bellissima macchina esteticamente. Quindi l'arte è fondamentale anche nel mondo dell'automobile. In questo i Lamborghini ce l'hanno nel sangue, ecco. Complimenti. Sì, condivido, io ringrazio l'amico Giorgio Grasso, condivido assolutamente, ma non perché ha detto che le Lamborghini sono bellissime, è tutto il concetto che lui ha espresso, però è anche vero che l'estetica era la prima cosa importante per mio zio Ferruccio Lamborghini, quindi doveva, al di là della potenza che dopo ovviamente è riuscito a fare macchine più potenti delle altre, ma doveva essere bella, e quindi quando passava questa automobile la gente doveva girarsi a guardarla fino a quando non scompariva. Vero, vero. Perché anche l'auto comunque, per dire che una cosa è bella, deve farti provare qualcosa. Come deve dare l'arte. un'emozione estetica, ti deve dare un'emozione estetica innanzitutto. Poi ti può dare l'emozione della velocità, l'emozione della potenza, l'emozione della perfezione, ma l'emozione estetica è la prima cosa che colpisce. Quando c'è emozione estetica c'è un'opera d'arte. Sì. E come anche le opere che fa Luca, che sono straordinarie, la rappresentazione quasi da fotografia, lo stile che hai, sei bravissimo, perché poi se passi anche ai ritratti, perché ho visto che hai fatto anche dei ritratti, che adesso li faremo vedere. Cose astratte anche a periodi in base a quello che sia dentro, ecco, diciamo. Però generalmente vado più per le macchine e poi, come dicevo prima, anche dopo il corso di studi che ho fatto a Modena, nel campo del design, sto affrontando anche varie prove, ecco, per me, facendo delle macchine o delle moto che comunque non esistono, creando dei design, facendo delle cose che possono anche piacere, ecco, diciamo. È bello questo. Bello che avere una persona comunque che va avanti, prosegue i suoi sogni e non li molla, e cerca anche con quello che può fare, con quello che sa fare, di dare il suo contributo, perché è una cosa importante secondo me al giorno d'oggi. Dovremmo comunque tutti riuscire a fare in modo di non mollare e di arrivare dove vogliamo arrivare e ottenere quello che vogliamo. Per noi stessi. Valentina, ti saluto, che ho una conferenza su Dante Alighieri, perché questa idea della Divina Commedia mi stanno chiamando da tutte le parti per queste conferenze su Dante. Giorgio, grazie per essere stato con noi. Questo artista, e sono onorato come sempre di aver parlato in una trasmissione con Fabio Lamborghini. Ti saluto molto caldamente.
Ciao Giorgio, ci vediamo a carissimo, Venezia. gentilissimo come sempre, a presto. A presto, a presto. Ti chiamo, Ciao, ciao, ti ciao. chiamo in privato per la mostra. Perfetto, va bene, ok, ciao ciao, ciao a tutti. Ciao Ciao, ciao. ciao Giorgio, Buon lavoro. grazie. Eccoci qua Fabio. Beh, è stato un Sì. piacere aver avuto Giorgio qua con noi. Ti volevo dire appunto anche con Giorgio Grasso, che lo conobbi in quell'occasione diversi anni fa a Padova per un concorso di bellezza di auto storiche. Mi trovai insieme a lui e a Sgarbi nella giuria e quindi fu un momento molto bello, per me è un grande onore essere insieme a questi due grandi critici, ma anche la scoperta di, al di là del valore della grande conoscenza che hanno dell'arte, ma anche della grande umanità, della simpatia e diciamo della grande, come devo dire, familiarità i quali ti danno e ti fanno sentire come tu fossi un amico da anni, insomma. Quindi sono veramente delle belle persone, al di là del loro valore intrinseco nell'esposizione dell'arte. Poi intanto abbiamo avuto Giorgio che è una persona importante per noi, anche per Luca stesso, perché comunque è bello anche un artista come lui che possa anche riuscire anche a mostrare quello che fa e che continui a avere anche persone comunque che possono apprezzarlo, perché comunque le cose che fa lui viene apprezzato proprio da personaggi anche del mondo proprio dello sport, perché tu hai consegnato, se non sbaglio, la scorsa settimana. Sì, io la scorsa settimana a Misano ho consegnato un'illustrazione, diciamo, che era un regalo di compleanno per un pilota che corre nel team, ma poi comunque ho avuto anche modo di conoscere e fare un lavoro anche per Tommaso Trussardi. Tommaso Trussardi, il marito di Michelle Hunziker. Sì, che voleva Bellissima. la sua Giulia, diciamo, 1300. Voleva un'illustrazione un po' particolare, diciamo, e è stato bello anche conoscerlo, è stata una bella soddisfazione, diciamo anche. Sono soddisfazioni belle queste qua. Poi, oltretutto, anche vari piloti che poi si ricordano di me negli anni, che mi scrivono magari per avere dei lavori o altro, insomma, comunque io posso chiedere anche un piacere a loro e loro sono disponibilissimi. Questa è una cosa che in un campo che a me piace è tutto, ecco, diciamo. Sì, beh, è una grande soddisfazione, ancora di più se fai una cosa che ti piace e rende anche di più, e più possibilità hai di farlo e meglio è. E quindi non mollare mai, mi raccomando Luca. Questo è il consiglio che ti do, perché essendo che anch'io disegno e dipingo, è una cosa che voglio tramandare a tutti i miei amici, colleghi in questo campo, comunque in varie, perché io racchiudo artista è colui che riesce a trasmetterti qualcosa, un'emozione, che sia positiva o negativa, ma che riesce a scuoterti qualcosa. Non siamo noi che ci definiamo artisti, sono gli altri che ci definiscono in base a quello che provano, vedendo quello che facciamo, no? E quindi continua veramente, non mollare, non fermarti mai, che vai bene così. Questo è il mio consiglio che ti do, da amica anche. Grazie. Sì. E poi presto conosceremo di persona anche Fabio, così vedrà di persona le tue opere. Poi... Sarebbe un onore per me. Voglio dire a Luca che ho avuto il piacere di vedere in anteprima qualche sua opera, sia nel mondo dell'automobile, anche nel mondo delle moto, e veramente sono rimasto impressionato, lo dico proprio sinceramente, non perché lui adesso è in diretta con me. Ho visto, ha veramente una grande mano e una precisione dei dettagli, per esempio la Giulia Alfa Romeo è impressionante, sono tutte belle opere, ma veramente sembra che esca dal foglio, dal disegno, è veramente straordinario, quindi veramente hai tanto talento e che merita di essere
di essere curato, non dico migliorato perché per me sei già bravissimo, ma però questa passione coltivala perché veramente hai una grande mano, complimenti. Grazie mille. Nell'ambito appunto di questa situazione che parlate dell'arte, qua di là, e come Giorgio Grasso ha sottolineato che appunto l'estetica ha una grande rilevanza soprattutto nel mondo dell'automobile e nel mondo delle supercar, e quindi la Lamborghini certamente rientra sotto questo profilo dell'ottica dell'arte. Io direi arte su 4 ruote, la Lamborghini non solo ovviamente, ma in questo caso come rappresentante insomma della famiglia originale mi sento di dirlo. E comunque è il mondo che ci dice questo e ci dà tante soddisfazioni. Volevo concludere brevemente, ma anche per quelli che sono gli appassionati del motore come Luca e tanti altri, che il 2021 è un anno di grandi soddisfazioni per la nostra nazione e soprattutto sotto l'ambito sportivo, che con la vittoria dei campionati europei e con le soddisfazioni che stiamo avendo adesso dalle Olimpiadi, con delle medaglie d'oro importanti che hanno storiche, come quella dell'atletica dei 100 metri e del salto in alto. Ma per quanto appunto riguarda il brand Lamborghini, è un anno di anniversari di modelli che hanno segnato la storia delle automobili sportive. Brevemente vi dico che sono 50 anni dalla costruzione dell'ultima Miura, la Miura, quella macchina straordinaria che è nata nel 1966 e ha avuto un'evoluzione in 3 modelli. L'ultima serie, la SV, appunto è stata costruita nel gennaio del 1971 e la SV ha avuto 150 esemplari, quindi una macchina oltre che straordinaria anche molto limitata nei numeri di produzione. Abbiamo il 30° anniversario della presentazione della Ialpa. Ci tengo a parlare perché pochi la conoscono. Era, diciamo, la piccolina delle Lamborghini con un motore a 8 cilindri. E la Ialpa è stata lo sviluppo del progetto Uraco, che nacque nel 70, sempre a 8 cilindri, ma con la massima motorizzazione 3000 di cilindrata, e con la Ialpa invece abbiamo un restyling di quel modello con il 3005 di cilindrata, che la farà per i primi anni 80, che è stata costruita dall'81 all'88, la 3005 più potente al mondo. E anche lì non sono andati, non hanno eccesso nella produzione, con qua ben 420 esemplari. Abbiamo anche i 20 anni dall'ultima Diablo costruita, la Diablo partita nel 90 sostituendo la Countach fino al 2001. Anche questa è una macchina 12 cilindri potentissima che ha avuto un grandissimo successo, meravigliosa ancora oggi, e che è stata, nonostante 11 anni di produzione, ma essendo di matrice artigianale, ne hanno prodotte solo 2903. Voglio chiudere, quindi ho nominato prima la Countach, è anche quest'anno l'anniversario di questo modello, sono 50 anni che fu presentata questa macchina straordinaria, quindi 1971 il prototipo al Salone di Ginevra. E questa macchina che ha avuto un successo straordinario, come lo ha avuto la Miura, ma però ne hanno prodotte di più. È stata, ricordo, la prima macchina con mio zio inventò le portiere che si aprivano in avanti in verticale a forbice, questa è stata una delle caratteristiche delle Lamborghini che hanno mantenuto nelle top gamma, e ancora oggi con Aventador e le macchine speciali abbiamo questa apertura speciale.
Quindi per ricordare, per celebrare i 50 anni della Countach, la Lamborghini Automobili presenterà una macchina a lei dedicata in tiratura molto limitata e che verrà scoperta entro il mese di agosto. Ecco, quindi per la Lamborghini anche quest'anno è un anno di successo di produzioni con le moderne, ma è anche un anno importante per le celebrazioni di tanti modelli che hanno portato sempre di più il brand italiano nel mondo. Grazie. Guarda chi abbiamo qui, guarda chi è arrivato, Fabio. Grande, ciao. Fabio, mi senti? Sì, Bene. sì, ti sento. Complimenti li faccio anch'io a questo ragazzo e posso dirti che ho lasciato spazio ai giovani proprio perché sono loro che si devono esprimere d'ora in avanti. Noi possiamo solo guidarli. E allora cosa facciamo? Vi diamo appuntamento per settembre? Per settembre, perché questa è l'ultima puntata e noi a settembre ritorniamo con i nuovi ospiti, con tante novità. Io però mi farò vedere con un'altra trasmissione, vedrai, magari qualche volta ti chiamo, ok? Va bene, a disposizione, con piacere, grazie. Grazie, sei un grande, Grazie. sei un grande, mi dovrei far fare un giro con la Lamborghini, quando è che vieni su? O vengo su io o vieni giù tu, adesso No, vediamo, perché devo dimagrire prima, capisci? Magari quando vengo verrò su per l'evento di Caule, magari mi passi a trovare lì. Va bene, ok. Valentina, complimenti per quello che hai fatto. Guarda, io lo faccio con piacere, mi piace portare avanti questa trasmissione perché mi piace dar voce alle persone e poter dare un po' di evidenza alle persone che meritano, ai giovani. Posso dirti che sei stata brava, posso cerco dirti di fare il mio meglio. che hai portato degli ospiti interessanti, bravissimi, e continua così. Grazie Io ti Bruno, lascerò tu per me sei come un spazio. papà, quindi... Non un babà. No, un babà Bruno. Ciao ragazzi, arrivederci a settembre. Ciao, allora. carissimo. Ciao, arrivederci.